In questa terra d'esame e dolore per baccare un pezzetto ormai di su morente su fame dove so sopra non viene nulla si non ammento le umani. Buongiorno! Oggi sta per iniziare una nuova stagione, la sesta di Noi Diversamente Sardi. Stiamo per visitare il nuraghe Longu e siamo sul territorio di Torralba in provincia di Sassari. E subito dopo il nuraghe Longu vedrete il nuraghe Culzu che si trova subito qua a fianco. Ci raccomandiamo, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella perché soltanto così ci darete una grossa mano a diffondere maggiormente le bellezze di questa regione. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook e Instagram. Quindi non poniamo altro tempo in mezzo, andiamo a vedere questi nuraghe. No, non andiamo adesso, ci andiamo dopo la sigla! C'era dire eroi ingiuritti, risinghi e terra nove i russarum non fazzi manca pigni cariginata se sfinzara di chi sarà. Dopo qualche minuto di cammino siamo arrivati all'ingresso di questo nuraghe che è costruito con pietre di basalto. L'ingresso è rivolto più o meno a nord-est e possiamo notare questo architrave che sormonta questo ingresso. Un architrave di circa 1,5 metri per 90 centimetri. Direi che possiamo entrare. Ecco, siamo entrati. Come potete vedere sulla destra c'è una nicchia, poi qui abbiamo la camera centrale dove stiamo per entrare e poi possiamo già intravedere la rampa che fa salire verso il piano superiore. Proviamo quindi ad entrare all'interno della camera centrale. Procedendo sempre da destra verso sinistra in senso circolare possiamo contare una prima nicchia, una seconda più centrale ed una terza. Andando verso l'alto possiamo notare che si tratta di una tholos perfettamente chiusa dell'altezza di circa 7 metri. Poi possiamo notare un immenso architrave che appunto sorregge, diciamo, i pesi sopra questa porta di ingresso.
E ora ci avviciniamo alla rampa per poter salire verso il primo piano. Procediamo sempre in modo cauto. Scorgiamo già la luce che ci porta verso il primo piano. Ridenti mi bruma buffia voce, semmo che na chintari come in trisogna voce, e lasciari ruzzeso in beffi per noi. Crabbioni ridenti e careri d'acce, Procurare e moderare, baronesa tirannia, chi non ho provvida mia, dorra desappi in terra, dorra desappi in Eccoci arrivati all'ingresso del nuraghe Kulzu. Anche questo è stato costruito con pietra basaltica, è veramente molto vicino al nuraghe Longu e come prima entriamo e vediamo che cosa ci propone questo nuraghe. Appena entrati all'interno del nuraghe possiamo vedere sulla sinistra una nicchia abbastanza profonda, mentre invece sulla destra quello che poteva essere la rampa per poter accedere al piano superiore completamente crollata. Ora accediamo alla parte centrale del nuraghe, che è a giorno, è interamente crollata ed è cresciuto questo albero meraviglioso che rende appunto tutto quanto veramente affascinante, e all'interno possiamo vedere 3 nicchie. Questa è la nicchia di destra, che presenta anche una certa profondità. Poi abbiamo una nicchia centrale e infine un'altra nicchia, che è quella di sinistra, anche questa abbastanza profonda. Abbiamo finito la visita a questi 2 bellissimi nuraghe. Vi invitiamo, oltre a seguirci sul canale YouTube, a seguirci nelle pagine social Facebook e Instagram, perché durante la settimana pubblicheremo sempre post e fotografie di questi monumenti. Vi ringraziamo tantissimo, venite a visitare questi luoghi straordinari. Tra l'altro in quest'area, a pochi passi, riuscite a vedere almeno 4 nuraghi veramente molto interessanti. Alla prossima, a presto, ciao! Solidarietà